L'Agregas viola il rettangolo di gioco dell'oratorio marineo e raggiunge al secondo posto il Mazzara. Il risultato finale è stato di 2-1 e testimonia che è stata una gara molto dura e sofferta, giocata con il piglio giusto da entrambe le contendenti. Dopo una fase di studio iniziale, i ragazzi di Francesco Di Gaetano iniziano a pungere alla retroguardia di casa con alcune sortite della linea avanzata biancazzurra. Occorre però attendere il 28° per sbloccare il risultato, a conclusione di un'azione susseguente ad un calcio da fermo. Sulla tre quarti del Marineo viene concesso infatti un calcio di punizione che batte la spina. Interviene Friccano, il portiere di casa Miere, respinge come meglio non può fare. Interviene sulla corta respinta Giovanni Biondo che insacca. Vantaggio che tranquillizza la squadra cregantina che ritorna dentro gli spogliatoi in vantaggio di una rete. Nella ripresa l'oratorio marineo sposta il proprio baricentro più avanti, sottoponendo la difesa ospite agli straordinari. Cipolla e compagni fanno buona guardia e nel momento migliore della compagine palermitana ecco arrivare il secondo gol biancazzurro. A centrocampo si susseguono una serie di passaggi, l'ultimo arriva tra i piedi del rientrante Villa che se ne va come un diretto verso l'area avversaria ed infila l'incolpevole Miere. L'oratorio marineo accusa il colpo ma vuole uscire a testa alta dal campo di gioco ed è così che a 10 minuti dalla fine ottiene un penalty per uno scontro in area biancazzurra che manda Velardi a terra. Dagli 11 metri trasforma Falsone a fil di palo con il portiere biancazzurro compagno che era riuscito a toccare con la punta delle dita il pallone. Domenica prossima arriva il Marsala del Giovane con cui si conclude la regular season per poi dare inizio ai famigerati playoff. Ma vediamo cosa è successo sugli altri campi in questo infrasettimanale. Finisce con un nulla di fatto la sfida tra le prime due della classe. Mazzara e San Cataldese hanno dato vita ad uno scontro tra titani che ha registrato due espulsioni e una per parte e ben 10 ammoniti. Grande la rabbia del Mazzara che, raggiunto dall'Agragas in seconda posizione, adesso rischia di perdere anche il terzo posto se non riuscirà ad uscire indenne dalla sfida esterna con la Nissa che insegue a 3 punti. Un finale di campionato dove i giochi non sono affatto concluse per gli ultimi posti disponibili per i playoff. Nella bagarre è coinvolto anche il Canicattì, che attualmente, vedendo la classifica, è fuori di un punto, ma domenica, se vince con il Cussi Palermo, potrebbe tornare tra le prime 6, anche perché è in programma la sfida tra Folgore e Don Carlo Misilmeri. Una delle due, perdendo, viene estromessa dai playoff. Ecco perché sarà importante seguire questa decima ed ultima giornata, i cui risultati determineranno i due triangolari. Ma vediamo un po' i risultati che sono maturati in questo infrasettimanale. Cus Palermo Nissa 1-3, Marineo Acragas 1-2, Marsala Folgore 0-7, Mazzara San Cataldese 0-0, Misilmeri Canicattì 0-0. Questa invece è la classifica: San Cataldese 20 punti, Acragas e Mazzara 17, Nissa 14, Don Carlo Misilmeri 11, Folgore 10, Canicattì 9, Cus Palermo 7, Oratorio Marineo 4, Marsala 1. Sì, la partita così come pensavamo noi non era assolutamente facile e poi si è rivelata in effetti complicata, o quantomeno il secondo tempo più che altro abbiamo tra virgolette sofferto qualcosina. Abbiamo subito un calcio di rigore e alla fine quasi arrivava anche la beffa su una palla messa lì, buttata lì a casaccio, però c'è da dire che abbiamo fatto un grande primo tempo, fatto un grande possesso palla, grande azione manovrata, abbiamo concluso, insomma, ritornando al discorso di prima sulla crescita che stiamo avendo, sotto questo aspetto sono abbastanza soddisfatto. È ovvio che il secondo tempo forse ancora manchiamo un po' nella gestione, ma penso che oggi sia dovuto al fatto che comunque domenica abbiamo speso tantissime energie in un confronto veramente di altissimo livello. Quindi va bene oggi il risultato, va bene anche in parte la prestazione.
quindi guardiamo in avanti con ottimismo. Sì, usciamo a testa alta soprattutto perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che sicuramente cercherà di vincere questo campionato, perciò abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo quello che ci manca, soprattutto l'abbiamo notato in queste partite, che sotto porta non siamo cattivi. Si è visto anche l'ultima azione di Volpini sotto porta, però insomma alla fine, come ho detto sempre ai miei ragazzi, l'importante è uscire sempre a testa alta. Poi è normale che il risultato ci dispiace, però il calcio è questo: se fai degli errori ti castigano. Noi purtroppo non siamo neanche cattivi in area di rigore e purtroppo è così, però siamo contenti lo stesso.